Costruire da subito il percorso amministrativo e tecnico per l'utilizzo dei finanziamenti comunitari destinati alla cultura. Stiamo investendo molto in termini di energie e di lavoro nel programma operativo regionale del Fondo Europeo di Sviluppo, perché siamo convinti che sia una straordinaria opportunità. Parole dell'assessore regionale alla cultura Cristiano Corazzari, presentando la serie di incontri che la Regione, in collaborazione con il Sistema Camerale del Veneto, sta promuovendo nelle diverse province per introdurre il nuovo strumento di supporto alle imprese culturali, creative e dello spettacolo attraverso i fondi 2014-2020. Nei giorni scorsi c'è stata la tappa padovana. Una vera rivoluzione di fondo filosofica, perché la cultura è vista come impresa, come motore di sviluppo dei territori. Quale sarà il ruolo della Regione nel gestire questa risorsa così importante, 11 milioni come diceva lei? Avremo una programmazione articolata su vari bandi che partiranno con quest'anno e poi vi saranno nei prossimi anni. Ogni bando avrà una dotazione, naturalmente iniziamo oggi un percorso, la Regione farà da regista perché vuole che questi bandi possano concretizzarsi in azioni solide che rimangano nel tempo e che creino veramente occupazione, che creino veramente sviluppo utilizzando la cultura come un grande motore. La cultura, precisa Corazzari, è un settore trainante per il sistema economico regionale. Sono ben 40.000 infatti le imprese che tra attività diretta e indotto coprono il 7% dell'occupazione totale in regione. Per questo il Veneto considera strategico investire nella cultura. A livello padovano e veneto direi che in particolare per quanto riguarda l'utilizzo efficiente dei fondi europei gestiti dalla Regione non ci sono problemi. La nostra università è al secondo posto in Italia per numero di progetti di ricerca vinti, quindi assolutamente è un'eccellenza. Ovviamente ci sono spazi di miglioramento e la novità per cui anche è importante la tappa di oggi è l'apertura dei fondi europei per lo sviluppo regionale al mondo della cultura.